Eccoci con Alberto Rodriguez, siamo alla vigilia di Natale, una sconfitta che lascia molto amaro in bocca, soprattutto per la grande prestazione della squadra nel secondo tempo, no? Ma io direi oltre al secondo tempo anche nel primo. La differenza che è stato tra il primo e il secondo è che nel primo abbiamo regalato 3 palle e loro hanno dimostrato perché sono i primi in classifica, sono stati cinici, su 3 errori nostri ci hanno punito subito. Dopo il primo tempo, che penso che noi abbiamo fatto tante occasioni di gol, il secondo tempo, tra il primo e il secondo, ai ragazzi ho detto che il risultato era un po' finto, che era raggiungibile. Credo che l'abbiamo dimostrato il secondo tempo, ci ha mancato secondo me un po' di fortuna. Nella finalizzazione non siamo stati concreti, come ci è successo tante altre partite. E sbagliamo tante occasioni e purtroppo l'abbiamo pagato con la sconfitta. Però ancora una volta il Padova ha dimostrato di potersela giocare con tutti, perché anche questa sera la partita sembrava chiusa, l'avete riaperta alla grande e poi nel finire, grazie anche al portiere di movimento, avete creato numerose occasioni. Ragazzi, io ho detto dopo il primo tempo che non dovevamo pensare che la partita era chiusa, perché nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo creato parecchie occasioni, la squadra stava lavorando bene in attacco. A parte quegli errori che abbiamo avuto, penso che l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto penso una buona prestazione, non è bastata perché davanti abbiamo trovato anche oggi il portiere loro che ha fatto una grandissima prestazione. Io penso che alla fine li ha salvato anche del pareggio, che io penso che tutto sommato sarebbe stato anche giusto per noi, per quello che abbiamo fatto. Penso che per occasioni, ai punti durante tutta la partita, credo che abbiamo fatto più di loro sono stati più cinici, hanno dimostrato la classifica che hanno e niente, ci hanno portato alla vittoria. Senti Alberto, per l'anno nuovo, sotto Natale, ci promettete di fare un grande girone di ritorno? Noi lo stesso che l'andata abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, stiamo adesso caricando un pochettino, però il calcio Padova, calcio 5 continuerà come, al di là del risultato finale, continuerà come ha dimostrato stasera, provando a giocare sempre, a offrire penso un buon spettacolo alla gente che viene a vederci. Penso che al di là del risultato la gente deve essere contenta della prestazione nostra e continueremo così. Le partite sono tutte difficili, però allo stesso tempo penso che sono tutte abbordabili e possiamo dare fastidio a tutte le squadre. E possiamo andare ai playoff. E possiamo andare a playoff, certamente.